un piacere che sono venuto qua stamattina per darvi un saluto che ci tengo particolarmente, perché parlare di banca era un mondo distante, autonomo, ti dava l'idea della nuova, distante, di un qualcosa senza cuore. Banca, soldi. Invece mi fa piacere essere qua perché intanto conoscete che la banca è fatta anche di persone come tutti gli altri, che vivono la quotidianità, che fanno un'attività che vuol dire anche di aiuto, di supporto. Allora, oggi siete arrivati in banca, prima avete fatto lezione a scuola, c'è stata una differenza tra la teoria e la pratica? Allora, sicuramente qua comunque è stato più pratico, ci hanno dimostrato più cose, diciamo, e in classe hanno parlato di più, di cose più precise e su argomenti proprio mirati. È un grande orgoglio e essere assieme ai giovani ragazzi si fa tanto per progetti giovani, innovazione, giovani eccetera, e avere un'occasione di essere assieme su un tavolo, ascoltarli, essere a confronto, spiegare chi siamo, cosa stiamo facendo e il vero scopo anche delle banche del nostro tipo è una cosa che ci rallegra, ci dà una grande soddisfazione, e se anche magari in piccola parte contribuiamo a fare un qualcosa per incuriosire, per dare un contributo a quale sarà il loro futuro, capire qualcosa, mi fa tanto piacere. Lei ha parlato di banca del territorio, quindi ha ricordato ai ragazzi che questa banca è differente proprio perché torna al territorio quello che viene dato alla banca. Sì, per primo dobbiamo fare banca bene come tutte le altre banche, i grossi gruppi bancari, dobbiamo farle rispettando le regole, siamo vigilati, quindi banca. Però l'altra parte della nostra attività è quello anche di dare quel contributo, quel sostegno al territorio, alle aziende, alle imprese, alle famiglie che ci hanno aiutato a diventare questi. Noi siamo questi perché abbiamo avuto i soci, i clienti che ci hanno permesso di diventare una banca sana e bella, ed è giusto anche retrocedere, ridare quello che ci hanno dato. E facciamo una grossa parte di attività di sostegno alle associazioni, a chi ha bisogno, a chi ha avuto degli insuccessi e non sta bene fisicamente, o alla cultura. E io lo dico senza vergogna, è forse la parte più bella che io faccio quando firmo un qualcosa che va a beneficio di uno che ha bisogno, è quello che mi dà la maggior soddisfazione della mia attività. Allora, anche a te chiedo se intanto ti è piaciuta questa mattinata. Sì, assolutamente, abbiamo affrontato problemi che ci riguardano, come superarli e cose che di solito tante persone considerano tabù parlarne a scuola, in pubblico, anche con i genitori. Quindi. Ma tipo? Tipo investimenti a lungo termine, investimenti sulle cose sostenibili, aziende verdi, cioè cose bio, cioè più che altro adesso credo che più le persone che più pensano nell'investimento pensano più tipo lavoro, mi tengo da parte, pago quelli che devo dare i contributi, poi appena arrivo ai 60-70 vado in pensione, tipo adesso hanno alzato la soglia a 72 anni che ecco, quindi è stato molto interessante questa visita di oggi. Conoscevi il credito cooperativo? Sì, perché da piccola, ad esempio alle elementari, credo che abbiate finanziato la corsa per il centro Tiene e tante altre cose anche per gli sport che andavo a vedere i miei amici, quindi sì, lo conoscevo già, però non pensavo che investisse così approfonditamente. Ad esempio il parco che avete costruito per le persone diversamente abili, mi ha colpito molto perché di queste cose nei giornali non ne parlano assolutamente, quando secondo me dovrebbero farlo di più. Grazie. Oggi è qui a fare il testimonial per i ragazzi. Cosa racconterai ai ragazzi?
Racconterò che non c'è mai una buona occasione per smettere di aver fiducia. Quindi... Con la sua storia, la sua esperienza, ce la può dire molto in breve? Ma la mia storia è una storia che accomuna tanti, è una storia di una malattia che è arrivata, non è stata chiaramente né chiesta né voluta, è arrivata e però ci si deve adeguare, no? Quindi c'è un momento sicuramente di difficoltà, nel senso che quando ti capita un cambiamento qualsiasi sia, bisogna sempre comunque prendere le misure con quello che sta succedendo, però se si ha la fortuna di avere attorno le persone giuste, perché da soli non si fa niente, se si ha attorno, dicevo, la fortuna di avere le persone giuste attorno, si riesce a ricominciare una vita nuova.